Le launeddas sono uno strumento tipico della Sardegna, dalle origini antichissime. Secondo la tradizione, ogni suonatore deve saper costruire il proprio strumento, utilizzando la canna di fiume. Negli ultimi anni la pratica delle launeddas si è largamente diffusa anche fra i giovani. Fra i tanti suonatori attivi sull'isola spicca la figura di Orlando Mascia, grande virtuoso e polistrumentista. Con la sua straordinaria opera di didatta, Orlando ha dato vita a molte scuole e a tante orchestre, con cui anima le numerose feste che caratterizzano il calendario festivo tradizionale sardo. Tante occasioni per suonare e per ballare il tipico ballo sardo, che confermano la Sardegna come la regione italiana più ricca di tradizioni musicali. Oggi vorrei fare un esperimento. Facciamo una suonata a Concordia, però non saranno le launeddas a tirare il ballo, ma la fisarmonica. Mattia, a te, fiuta, bagadia e punto d'organo. Ecco, io ho sentito proprio quasi un dovere di impegnarmi. C'era un distacco, c'era un vuoto tra i giovani e gli anziani, no? Nessuno più continuava l'attenzione delle launeddas che ci arriva da 3.000 anni a questa parte, ma chi siamo noi per distruggere una così importante tradizione? Bella ragazzi, bravo. Primo gradino da superare, primo ostacolo, chiamatelo come volete, imparare la tecnica del fiato continuo. Sapete cos'è? Ecco, avete mai sentito le launeddas, no? Bisogna soffiare ininterrottamente, voi dovete inspirare col naso e praticamente mandare via l'aria dalla bocca attraverso le 3 canne delle launeddas. Noi iniziamo adesso il primo esercizio tentando di soffiare continuamente in un bicchiere d'acqua con una cannuccia. Voi dovete riuscire a far uscire le bollicine continuamente. Gonfiate le guance, questa è la riserva d'aria che dovete tenere. Quando state finendo l'aria che avete dentro i polmoni, spingete con i muscoli le guance proprio, e soffiate solo con l'aria che avete dentro la bocca. Quindi in quel momento voi dovete approfittare e inspirare di nuovo, perché se tu inspiri stai anche soffiando.
certo. Che piacere suonare. Suoni pure la chitarra. Ballo campidanese con l'antica tecnica del pizzicato, che ormai è una cosa in disuso. Tu suoni tutto, sì, suoni sì. tutti gli strumenti popolari della Sardegna. Sei la persona più giusta per raccontarci che sta succedendo in Sardegna. Tutti questi ragazzi che suonano. Io da oltre 25 anni insegno in tantissime scuole, mi sono passati penso 400-500 allievi e ora, questo lo devo dire perché, non perché ci sei tu, ma lo dico sempre, da quando faccio parte dell'orchestra popolare italiana di Ambrogio Sparagna, mi è venuta l'idea, ho detto ma con tutti gli strumenti che abbiamo in Sardegna possiamo fare una bella orchestra popolare sarda. Quindi dal 2007 io, ecco, attingendo un po' da tutte le varie scuole, gli allievi più meritevoli, sono riuscito ecco, a creare questa orchestra popolare sarda dove tutti suonano le launezze perché quello li lascia passare, no? Però suonano anche susurito, sadrunfa, l'organetto, la fisarmonica, la chitarra. Io all'inizio non ne volevo neanche sentire di suonare le Launeddas. È vero, eh. Dice che lo obbligavo. Che mi obbligavo. Quando invece poi ha iniziato il corso a Maracalagoni, sì, quel quando corso. ho iniziato quando avevo 12 anni, 11 anni, 12 anni. Allora lì ho visto gli altri, sono diventato geloso e poi... Stanno tutti parlando da mio padre. E io no. Come vivi questo rapporto con la tradizione? Perché in realtà poi la tradizione frena un po' i ragazzi, no? Beh, diciamo che la tradizione è intoccabile, cioè la tradizione è quella. Poi ci sono certe circostanze dove si può strafare. Anche io amo improvvisare oppure ecco, le collaborazioni anche nel vostro contesto. Però ecco, diciamo che l'emozione più grande comunque le Launedde se le trasmettono un po' nel loro modo tradizionale. Quindi io amo un po' insistere con le nostre cose più tradizionali, che c'è molto da fare. Non si vede. Ah, eccolo qua. Buongiorno. Senza strumenti. Indovina? Dai. Li ho portati. Quando vengo da voi senza le mie adorate canne non posso fare niente. Che?
Valeria Pilia, tu sei l'anima delle Actores Salidos, un gruppo di solo donne che cantano, una delle realtà più vivaci della musica popolare sarda, no? Sì. È da anni che abbiamo intrapreso questo studio sul canto popolare rivolto alla femminile, sulle tradizioni, però innovando anche le tradizioni. Abbiamo ripreso questi canti che nascono monodici e li abbiamo rivisitati in chiave polifonica, quindi innovando, se vuoi, un po' in moduli tradizionali. Domine labia mea peries, Des meritorium meam intende, adiuvando mea festina, gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et semper et saecula saeculorum. Amen. amados semper sia, Su nomen de Jesus et de Maria, su nomen de Jesus et de Maria, laudemus pius et pius, su nomen de Maria et de Gesù, su nomen de Maria et de Gesù. C'è molta attenzione nel vostro lavoro in Sardegna. Sì, c'è molta attenzione e anche ci sono molti giovani che ci seguono, anche nella nostra formazione ci sono delle fanciulle giovani e spaziamo così sui vari canti, accompagnandoci a volte anche con degli strumenti che non sono proprio esattamente strumenti, ma sono anche arnesi di lavoro, come facevano le donne per accompagnare il loro canto, insomma, con ritmo di lavoro. Facciamo la costruzione di un'ancia adesso, è la cosa più importante delle Launedds. Il suono, ricordatevi sempre che esce da lì. Tutto l'altro, la struttura, uno fa, corregge un buco, tappa, sposta, ma l'ancia quando non suona non c'è niente da fare. La misura deve essere questa, della macosella di punto d'organo e si bemolle, quindi vedete, dovete calcolare il tanto che si infila e più o meno è questa misura qua. Filippo, mi piacerebbe che tu mi insegnassi un brano sardo. Va bene. E che cosa mi vuoi insegnare? Dai. Su Dillu, Chi te l'ha insegnato su Dillo? maestro Bruno Cammedda. Ah, va bene, allora adesso tu fai il maestro a me. Va bene. Tu suoni, io ti vengo appresso. Vai.
Ma com'è che ti è venuta questa passione per l'organetto? Quanti anni c'hai, Filippo? Io ho 5 anni e mezzo. E suoni così già bene, così da quanto tempo suoni? Da quando avevo 4 anni. E così ti è venuta la voglia di suonare da un momento all'altro? Veramente non 4 anni, ma 4 anni e mezzo. Ah, vabbè, hai fatto una particolarità. Ma dimmi un po', ma com'è che ti è venuta questa passione? Dimmi un po'. Siamo usciti fuori da una pizzeria e c'era un gruppo di suonatori, c'era uno che suonava musica etnica, c'era uno che suonava fisarmoniche e organetto e io mi sono incantato a bocca aperta. Poi quando ho finito il concerto mi hanno comprato il CD, mamma e papà hanno detto vabbè, gli piace questa musica, compriamo il CD. E quindi il CD ce l'avevamo a casa, in tutte le macchine, l'ascoltavamo sempre e anche ora sto continuando ad ascoltarlo. E quindi il nonno mi ha regalato l'organetto giocattolo e questo gioco alla fine aveva un senso. E quindi ho iniziato a suonare, ho fatto prima il conservatorio, poi abbiamo provato la batteria, però non andava bene. E poi abbiamo provato Bruno, Orlando mi ha detto no, è troppo piccolo, invece Bruno ha detto come? No, io lo voglio. E quindi da quel giorno ho iniziato con l'organetto di Orlando e poi mi hanno comprato l'organetto vero, professionale, che sarebbe questo, e quindi ho iniziato a suonare. Ma tu da grande che vuoi fare? Che cosa vuoi fare con questa musica? Io vorrei girare per il mondo suonando questo strumento. Le feste in Sardegna fino agli anni 50, insomma, erano a base di launedes e di tenores, insomma, di tenores per quanto riguarda il centro della Sardegna. E in Campidano sia i canti di chiesa, le suonate specifiche dell'offertorio, dell'elevazione e poi le musiche a ballo, ecco, le eseguivano solo con le launedes, non c'era altro. Santo Stefano prima di tutto è marese e quindi la comunità di Mara ha molto affetto per il santo, soprattutto perché 82 anni fa, ecco l'occasione di oggi, una notte di brutto tempo, di acqua, di pioggia forte e l'alluvione, un'onda che scende giù da una diga che c'è più su di Mara e travolge il paese. Il paese, molte case vengono distrutte, la gente trova il riparo un po' andando verso i monti, ma soprattutto venendo qui sul Sagrato di Chiesa perché era un punto alto. Chiaramente la gente, la devozione, la fede attribuisce il miracolo e lo scampato pericolo al santo e da 82 anni si ripete quest'oggi la celebrazione di ringraziamento.
comunque è un modo per sentirsi un po' tutti insieme, Sì. fare comunità anche attraverso la musica, attraverso i canti. Ho sentito anche questi canti che raccontano la storia di Santo Stefano, i Gogios, no? Sì, i Gogios raccontano un po' non solo la storia dei santi, la loro vita, però serve anche a loro per esprimere coralmente un'unità di intenti, di affetti, di sentimenti comuni anche tra loro. Ecco, questo è un po', diciamo, la festa di oggi. Il suono delle launeddas, così arcaico e misterioso, generato da un semplice soffio circolare, ha un potere magico che continua ancora a stupire ed affascinare chiunque si immerga nei profumi